Il baguette, la nobile cornamusa bergamasca, una preziosa tradizione popolare che affonda le sue radici molto lontano nel tempo e che viene tramandata grazie all'impegno di grandi appassionati. Con molta curiosità e piacere abbiamo incontrato uno di loro. Carlo Musitelli, originario di San Pellegrino, vive con la famiglia a Berbenno. Ha cominciato ad appassionarsi al baguette poco più che ventenne. La mia storia con il baguette nasce quasi 30 anni fa, quando per mezzo di un altro strumento simile al baguette, la cornamusa scozzese, sono venuto a conoscenza dell'esistenza del baguette, della cornamusa bergamasca. Questo grazie a un acquisto fatto in un negozio a Bergamo di una cornamusa scozzese costruita però in Pakistan, che però mi ha permesso di agganciarmi al mondo del baguette. Ho avuto la fortuna che chi me l'ha venduto questo strumento, questa cornamusa, mi ha dato dei riferimenti che mi hanno poi portato a chi ha recuperato e ha costruito poi il baguette, costruiva il baguette in quel periodo. Il tuo è un contributo importante perché una tradizione come quella della cornamusa bergamasca non finisca nel dimenticatoio. Sono uno di quelli che porta avanti ancora questa tradizione. Per fortuna non sono l'unico, anzi non siamo in tanti. I costruttori di baguette attualmente si contano sulle dita di una mano. Però è una tradizione che rischiava di sparire questo una quarantina d'anni fa, grazie al lavoro di ricerca e di riproposizione di questo strumento da parte di Walter Biella, che è quello che ha conosciuto anche l'ultimo suonatore, che era Fagot, che era Giacomo Ruggeri di Casnigo. E da lì poi è ripartito tutto, è ripartito sia il movimento di suonatori e anche quello di costruttori. Ripeto, non siamo in tanti, però sicuramente nella parte della Valle Imagna e della Valle Brembana sono l'unico portatore di questa tradizione. Perché ti sei innamorato del baguette, tu che fin da bambino suonavi altri strumenti? Dal punto di vista musicale mi è sempre interessato ogni espressione della cultura locale. Facendo parte del mondo delle bande, spesso e volentieri mi trovavo, dopo i servizi ufficiali, a far parte del bandì, quel piccolo gruppo di suonatori che senza l'ausilio di spartiti e senza un maestro vero e proprio, ma in un gruppo ristretto così e guidati semplicemente dall'ispirazione, si suonava brani popolari, anche accompagnando il canto. Da qui poi sapere che esisteva e che esiste uno strumento che abbiamo praticamente in tutto l'arco alpino, solamente noi qui a Bergamo, mi ha spinto ad approfondire il discorso prima sull'aspetto semplicemente come suonatore, diciamo espressivo dello strumento, e man mano che ne facevo la conoscenza anche dal punto di vista costruttivo. Mi è sempre piaciuto mettere le mani e sporcarmi le mani su quello che avevo a disposizione per far musica, e così da questo è nato anche l'interesse per la costruzione. Anni di impegno nello studio della musica consentono a Carlo Musitelli di tramandare la conoscenza di quella che è una vera e propria arte. Riuscire a suonare il baguette sembrerebbe una cosa semplice, ma c'è dietro un grande lavoro, una grande preparazione. Certo, dipende sempre da che tipo di obiettivo uno vuole raggiungere. Se ci si accontenta è sufficiente qualche mese e uno si può dire, tra virgolette, suonatore, baguetteur, che è il termine che indica il suonatore di baguette. Per quella che invece è la mia formazione musicale, io ho avuto la fortuna di incontrare nel mio cammino di formazione anche professori che hanno militato nell'orchestra della RAI e alla Scala di Milano, con cui ho avuto delle lezioni private sugli strumenti che suonavo nella banda. Ecco, questo tipo di formazione mi ha aiutato anche a traslare questa mentalità nello studio del baguette, per cercare di ottenere il massimo sia dal punto di vista dell'espressività sul repertorio, ma anche molto più semplicemente sulla gestione dell'intonazione dello strumento, che è la cosa più importante, che è la cosa di base.
Un lungo percorso di approfondimento in ambito musicale che continua giorno dopo giorno. Musitelli ama infatti evidenziare il fatto di essere ancora in cammino. Diciamo che il percorso musicale di un suonatore non è mai finito. Io ci tengo a dire ogni volta che mi viene chiesta questa cosa che io non ho ancora imparato a suonare. Questo perché insieme al baguette ho approfondito anche il discorso di apprendimento sulla cornamusa scozzese. E in Scozia la formazione di un suonatore continua anche in tarda età, tant'è che anche suonatori che hanno 60-70 anni, se hanno la fortuna di avere il loro maestro ancora a disposizione, non disdegnano di andare a trovarlo e di passare con lui qualche giorno o anche solo qualche ora per continuare a studiare, perché lo studio e il confronto con un maestro è sempre importante. Noi come baguette non abbiamo dei baguetteur esperti perché la tradizione a un certo punto si è fermata, però è un lavoro che dobbiamo fare da soli e continuare a farlo, quindi posso tranquillamente dire che sono ancora in cammino. Passione legata al baguette che si è tradotta pure in anni di ricerca tra storia e tradizioni. È vero, il baguette è solamente la punta di un iceberg di una serie di collegamenti che lo strumento si porta dietro. Penso ad esempio alla simbologia che alcuni baguetteur avevano scolpito a coltello sui loro strumenti, penso al repertorio stesso. Il baguetteur una volta condivideva la propria figura di suonatore con quella di campanaro, il baguetteur era anche un campanaro e oggi tante melodie che si suonano sulle campane, e per fortuna a Bergamo la tradizione delle campane è ancora molto viva e molto presente, queste melodie si riprendono e si suonano con il baguette, quindi il collegamento anche da questo punto di vista è ancora molto forte. Il lavoro da fare è tantissimo, perché i brani per le campane sono a centinaia, però questo è uno dei tanti collegamenti. L'uso dello strumento anche durante i vari periodi dell'anno, anche qui è un discorso che va a fondo nei riti e nelle tradizioni che una volta erano molto presenti nella nostra cultura, oggi purtroppo a causa del progresso che porta a tante cose positive, ma alle volte anche no, sono un po' andate perse. Però ecco, il baguette è un collegamento con tantissime cose. Un interesse profondo che ha portato Musitelli pure a realizzare i baguette con una maestria artigianale d'altri tempi. La cosa è nata, posso dire, per gioco, ma più che per gioco, per necessità. Perché avevo in quel periodo, parlo di la metà fra il 2010 e il 2020, quindi siamo intorno al 2014-2015, avevo uno strumento di cui avevo necessità di cambiare questa parte, che è l'insufflatore, perché era troppo corta per quella che mi serviva, avevo bisogno di una parte diversa, più lunga. Ho provato a ricostruirmela perché ho detto è un pezzo che non ha una valenza musicale, nel senso che non va a cambiare l'intonazione o cambiare il suono, è semplicemente quello che serve per inserire l'aria nella sacca. Ho provato, ho visto che sono riuscito a farlo, è un lavoro di torneria molto elementare e semplice e ripeto, non avendo un'influenza sulla parte musicale, ho provato a farlo. Poi da lì ho cominciato a sostituire dallo strumento che avevo un pezzo alla volta, prima questo, poi quest'altro, e ho visto che cambiando il pezzo preesistente con quello che costruivo io, lo strumento continuava a suonare, e cambiando alcune cose che secondo me potevano essere migliorate, e suonava anche meglio, e finché sono riuscito a costruire interamente uno strumento. E attualmente gli strumenti che utilizzo quando suono con amici o da solo in giro sono quelli che costruisco io. Il baguette, la cornamusa bergamasca, rischiava di finire nell'oblio.
Carlo Musitelli, uno dei suonatori rimasti nella nostra provincia, sono circa un centinaio, tiene vive melodie d'altri tempi, ma è andato oltre e nel realizzare artigianalmente gli strumenti è stato capace di raggiungere livelli forse all'inizio impensabili anche per lui. Sì, come dicevo prima, mi è sempre piaciuto approfondire anche il discorso sulla cultura in generale legata al territorio, e ogni singolo strumento, ogni singolo pezzo è costruito e pensato per richiamare alcune cose e che magari a prima vista possono essere insignificanti, ma hanno comunque dei riferimenti legati alle leggende popolari. Ad esempio questo baguette che è qui riporta inciso nelle parti nottone qua alcune simbologie legate a delle leggende o agli stessi simboli che i baguetteur storici che ci hanno lasciato gli strumenti diciamo superstiti della tradizione hanno inciso a loro volta. E quindi l'artigianalità poi che contraddistingue questo lavoro, cioè ogni singolo pezzo è fatto, è vero, con l'aiuto di torni che ormai non sono i torni a pedale che si utilizzavano nell'Ottocento, ma sono torni moderni, comunque la mano che lavora i pezzi è determinante. Mentre tante altre tradizioni, penso ad esempio a quella scozzese, dove i torni a controllo numerico sono entrati prepotentemente, quindi il lavoro dell'artigiano arriva solo nella parte finale della lavorazione, quando c'è da rifinire alcuni pezzi, ma la gran parte dello strumento ormai è costruito automaticamente. Io sono stato nel 2009 in Scozia e ricordo di aver visitato un costruttore di cornamuse che mi ha ospitato una giornata per vedere un po' il suo lavoro, e c'era questo tornio che era grande, enorme, e questo signore mi ha accompagnato lì, ha aperto uno sportello, ha messo il pezzo di legno grezzo, l'ha richiuso, mi ha chiesto se gradiva un tè, mi ha offerto un tè, finito di bere il tè abbiamo aperto la macchina ed è uscito il pezzo praticamente finito. Nel baguette questa cosa qua non c'è, è anche bello che non ci sia, perché ogni singolo pezzo è il frutto della fatica e vorrei dire anche dell'amore che ci si mette nel costruirlo. Ecco perché ogni volta che si affida uno strumento a qualcuno, nella mia breve carriera di liutaio e di costruttore ne ho affidati 2 o 3 per il momento a qualche amico, però è sempre come se tu lasciassi una parte di te, o non vorrei esagerare a dirlo, però quasi un figlio, lo affidi a qualcuno dicendo adesso abbine cura, perché ci ho impiegato tanto tempo, l'ho accarezzato, l'ho provato, l'ho messo a punto, e quindi non è un semplice oggetto che viene venduto così, ma è un qualcosa che è frutto anche di una passione, quindi secondo me è carico anche di significato anche per quello. Non ama essere indicato come storico del baguette, merito che riconosce ad altri, ma in fatto di storia della cornamusa bergamasca ha molto da raccontare. Che io sia uno storico del baguette sono parole grosse, nel senso che queste figure di storico, di ricercatore la lascio a chi è molto più esperto e bravo di me, e ce ne sono. Uno su tutti ad esempio è Walter Biella, che ha fatto un lavoro di recupero e di ricostruzione senza il quale nemmeno io adesso potrei dire di aver fatto qualcosa. Il baguette a Bergamo è documentato molto prima, ad esempio, di quanto lo siano altri strumenti molto più titolati come la cornamusa scozzese. Ci sono affreschi al castello di Malpaga, in Città Alta, che ritraggono suonatori di questo strumento. È entrato poi nella tradizione popolare, nell'uso popolare, e è continuato il suo utilizzo fino a che le condizioni sociali hanno cambiato le abitudini della gente. I suonatori di baguette erano esclusivamente nelle nostre zone contadini, a differenza ad esempio della tradizione della zampogna, dove lo strumento è più legato al mondo della pastorizia. A Bergamo erano più i contadini che suonavano il baguette. Il contadino seguiva il ciclo delle stagioni, d'estate finché c'era luce bisognava lavorare nei campi, all'inverno il tempo era dedicato alla sistemazione degli attrezzi, ma anche a questo tipo di attività.
venendo a mancare questa stagionalità, perché sono arrivate le fabbriche, quindi tutto l'anno lo stesso orario, non c'era più questa alternanza delle stagioni, anche questi strumenti hanno cominciato ad essere accantonati. Poi sono arrivati anche altri strumenti molto più comodi da suonare, uno su tutti la fisarmonica, che noi come baghettieri scherzosamente chiamiamo l'ammazza baguette, perché è andato a sostituire uno strumento che era più difficile da mantenere, più difficile da suonare, mentre la fisarmonica armonicamente più completa e molto più immediata, la si tira fuori dalla custodia e suona. Io dico sempre, è molto più di compagnia, è molto più efficace un pessimo suonatore di fisarmonica che un bravissimo suonatore di baguette, perché la fisarmonica ha molte più possibilità. Oggi i due strumenti si dialogano, parlano, perché ci sono tanti gruppi dove il baguette suona insieme alla fisarmonica. C'è stata una sorta di riappacificazione, però ecco, la storia un po' è stata questa. Il tuo amore per il baguette passa anche attraverso l'attività di insegnamento. Sì, principalmente la mia attività di insegnamento si è concentrata negli anni sulla cornamusa scozzese, che ha una tecnica di suono molto codificata e quindi ha bisogno di essere appresa in un modo molto rigido e molto rigoroso. Il baguette, diciamo che dal punto di vista dell'insegnamento, per il momento l'ho fatto singolarmente con qualche suonatore qua e là sporadicamente, però la mia idea sarebbe quella, qui in Valle Imagna, con l'aiuto delle associazioni, già prima del Covid stavamo partendo, però poi purtroppo siamo stati fermati da questo evento, e cerchiamo adesso di recuperare, è quello di poter insegnare questo strumento non tanto a quelli che oggi per la maggior parte suonano il baguette, che sono gente matura, ma di farlo imparare e conoscere ai ragazzi, ai giovani, perché credo che il futuro di uno strumento musicale, a maggior ragione del baguette e della sua tradizione, sia da lasciare in mano alle giovani generazioni, senza le quali non riusciremmo a far passare lo strumento nella storia e farlo proseguire nel suo cammino. Con il suo gruppo Tanayada si è posto un obiettivo: far ottenere a quello che è da considerarsi uno strumento nobile, il baguette, un riconoscimento oltre i confini del contesto prezioso ma contenuto del folklore. Lo suono in diverse occasioni, a parte il discorso natalizio, quando veniamo chiamati nei mercatini o nelle festività, nella notte di Natale, dove cerchiamo sempre, almeno io personalmente cerco di non limitarmi a suonare, ma fra un brano e l'altro, anche se siamo all'aperto, al freddo, di fianco all'albero di Natale, cerchiamo di dare delle nozioni, delle notizie e delle curiosità sui brani. Anche il repertorio che noi eseguiamo è esclusivamente raccolto nel territorio bergamasco, quindi mi chiamano per questo tipo di attività anche durante l'anno, per le feste che contraddistinguono magari l'anno. Abbiamo suonato anche un anno in processione alla festa di Sant'Antonio qua ad Arbenno, ho riunito altri amici con il baguette, abbiamo fatto una piccola banda esclusivamente per questa occasione qua, e attualmente ho un gruppo, un trio con baguette, violino e chitarra. Il nome è Tanayada, è un termine che viene da un gergo, il gai, che è un gergo che utilizzavano i pastori per non farsi capire dagli altri, un gergo segreto che si parlava soprattutto anche nella zona della Valseriana a Parre, ma era un linguaggio che era comune a tutto l'arco alpino, a chi faceva parte di questa categoria appunto dei pastori, ma anche di tutte quelle categorie che si spostavano, anche gli ambulanti lo utilizzavano. E Tanayada viene dalla parola del gai, che significa mordere, morsicata. La Tanayada è una morsicata. Perché? Perché vogliamo con questo nome rappresentare la musica che facciamo come fosse un morso, una scossa a questa musica che vogliamo rappresentare in maniera un po' più moderna. Infatti gli arrangiamenti che utilizziamo nei Tanayada sono arrangiamenti armonici molto moderni, che vanno al di là del semplice giro di accordi che accompagna di solito questi brani tradizionali,
e lo facciamo cercando di far capire che a Bergamo c'è anche questa cosa molto preziosa. Spesso quando si pubblicizza Bergamo si parla della cucina, delle bellezze naturali, della storia, città alta, le bellezze architettoniche. La musica popolare è un po' una Cenerentola, è sempre lasciata un po' in disparte, invece secondo me è quella cosa che potrebbe fare da trade union, da unione di tutte queste bellezze che abbiamo a Bergamo. Perché non gustare un buon piatto di casoncelli ascoltando un baguette? Perché non arrivare su alla cima di un monte o a un rifugio mentre c'è un baguettiere che suona, o in città alta mentre c'è un baguettiere sotto i portici fuori dal Duomo che suona. Tra i motivi di soddisfazione di Carlo Musitelli, quello di riuscire, attraverso le note del baguette, a dare corpo a quel senso di comunità non ancora del tutto vinto dalla repentina evoluzione sociale. Oggi per me il baguette è un motivo di orgoglio innanzitutto e di appartenenza ad una comunità, quella bergamasca, che è sempre più allargata, perché a me piace ricordare che uno è bergamasco non perché ci è nato, semplicemente perché sono allo stesso modo bergamaschi anche coloro i quali vengono a trovare lavoro qui, che arrivano da qualsiasi parte del mondo. Tutti possono sentirsi ed essere bergamaschi, e il baguette è uno di quegli strumenti che avendo una radice proprio nella nostra terra, avendo radici nella nostra terra, è la voce, diciamo, della nostra cultura. Oggi quello che vogliamo fare è appunto portarlo nei piani nobili, perché da molte parti si dice che il baguette è uno strumento povero. E forse un tempo era così, perché era suonato in situazioni rurali molto di povertà, e anche la società una volta era fatta in questo modo. Oggi che questa povertà è stata sconfitta, anche se stanno comunque avanzando nuove povertà purtroppo, però lo strumento ha, secondo me, l'opportunità di crearsi uno spazio che vada al di là del semplice folklore, perché è uno strumento musicale a tutti gli effetti, non è un giocattolo, deve essere considerato come tale, cioè come strumento musicale, e quindi bisognerebbe cominciare a pensarlo di più in questo senso, sia nell'insegnamento, quindi nell'apprendimento, nella sua valorizzazione, nella sua espressione anche in pubblico, per cui arrivare ad avere suonatori che siano in grado di rappresentare lo strumento e la tradizione in maniera più dignitosa possibile. Non possiamo più pensare di prendere uno strumento come il baguette, suonarci un mese e poi uscire in pubblico a suonarlo. Bisognerebbe pensarlo come fosse un violino o un qualsiasi altro strumento che ha bisogno di un tempo abbastanza importante per essere approfondito, per essere compreso e per essere imparato.